Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Protesta dei sindaci del Pollino alla Cittadella, la sanità da noi non funziona, basta con le promesse. Potrebbero essere stati uccisi a colpi di fucile Pietro Greco di 39 anni e Francesco Romano di 44, i cui corpi sono stati rinvenuti questa mattina all'interno di un'auto nella frazione apollinara di Corigliano Rossano. Era guidata dal reggente di una cosca di 'ndrangheta, l'organizzazione dedita allo spaccio di droga, smantellata dai carabinieri di Soverato con il coordinamento della DDA di Catanzaro, 25 le persone arrestate. Il comune di Tropea ha emanato un'ordinanza in cui vieta di passeggiare in centro con il costume da bagno, multe fino a 500 euro. La notizia di calciomercato di oggi riguarda il Cosenza, che ritrova il centrocampista goleador Daniele Sciaudone, prelevato dal Novara. Intanto Bruccini dichiara il suo amore per il rossoblù. Ancora buonasera, la cronaca in primo piano in questa edizione del nostro telegiornale. Sono stati uccisi in macchina in una zona di campagna in contrada apollinara di Corigliano Rossano. Il duplice delitto della tarda serata di ieri a morire sotto i colpi di fucile Pietro Greco di 39 anni, Francesco Romano di 44, a dare l'allarme alcuni agricoltori. Vediamo. Tutto lascia pensare ad un regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata, anche perché sarebbe stato utilizzato un micidiale mitragliatore da guerra Kalashnikov per uccidere un sorvegliato speciale, Pietro Greco, 39 anni, di Castrovillari, e un imprenditore, Francesco Romano, 44 anni. Di loro non si avevano notizie da ieri sera e gli inquirenti pensano che il duplice omicidio sia avvenuto appunto nella serata di ieri. I corpi dei due uomini sono stati trovati in fondo ad una strada sterrata, nel mezzo di una campagna coltivata da agrumi ed ulivi in contrada apollinara di Corigliano. I corpi crivellati sono stati scoperti da alcuni agricoltori. Erano ancora sulla Fiat Punto che deve essere stata utilizzata dai due, forse per raggiungere il luogo di un appuntamento, ma ad attenderli hanno trovato dei killer. Greco era noto per fatti di droga ed era ritenuto vicino alle cosche di 'ndrangheta della zona. Romano era invece solo conosciuto per piccoli reati. Sul posto le squadre tecniche dei carabinieri e i magistrati della procura di Castrovillari, anche se per le modalità del fatto di sangue probabilmente del caso si occuperà la DDA di Catanzaro. Era guidata dal reggente di una cosca di 'ndrangheta, l'organizzazione dedita al traffico di droga, sgominata dai carabinieri della compagnia di Soverato e dal comando provinciale di Catanzaro con il coordinamento della DDA. 25 gli arresti, venivano utilizzati anche dei bambini a loro insaputa come corrieri della droga. Nei filmati dei carabinieri i momenti salienti della cessione di droga, il blitz è scattato all'alba, 17 le persone tratte in arresto. Il traffico di droga in provincia di Catanzaro era gestito dalla cosca Procopio Mongiardo di San Sostene. L'operazione condotta dai carabinieri di Catanzaro, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, è stata denominata Prisoners Tax. 25 le ordinanze di custodia cautelare, fra arresti e obblighi di dimora, e la terza operazione, sottolinea Gratteri, nel giro di pochi mesi. È importante questo controllo capillare del territorio che i carabinieri stanno facendo, perché hanno fatto degli innesti anche nelle stazioni di gente nuova, di carabinieri, di appuntati, di marescialli nuovi, che con grande entusiasmo stanno facendo ottenere questi grandi risultati. Oltre 200 uomini impegnati nella provincia di Catanzaro per l'operazione odierna. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsioni. Poi è stato accertato che i proventi illeciti venivano impiegati anche per il sostentamento di detenuti appartenenti alla cosca. Qui abbiamo degli elementi di indagine che veramente attestano la presenza di una consorteria e quindi del reato di cui l'articolo 74 di PR 309/90 e la supervisione delle cosche di 'ndrangheta, perché le cosche di 'ndrangheta si nutrono soprattutto dei proventi dell'attività di spaccio, per come i carabinieri stanno egregiamente dimostrando.
Nelle indagini è venuto fuori anche l'impiego di manovalanza di giovani minorenni per lo spaccio della droga. L'attività di spaccio ha coinvolto anche, ha lambito molti giovani e ha coinvolto anche indirettamente dei minori. Questo è un fatto particolarmente grave. Si diceva che proprio questa mattina, durante le attività di esecuzione, nell'ambito di un'abitazione, in una stanza adibita a camera da letto di ragazzi, sono stati ritrovati dei significativi quantitativi di sostanze stupefacenti. E adesso apriamo la pagina della sanità, croce e delizia della nostra regione. Oggi è il caso proprio di dirlo, visto che abbiamo le solite brutte notizie con le proteste, ma anche un lumicino di speranza da quello che invece funziona nei nostri nosocomi. Intanto partiamo dalle proteste, quelle dei sindaci del Pollino e dell'Esaro, che questa mattina a Catanzaro hanno incontrato il commissario Cotticelli. I primi cittadini chiedono i servizi essenziali per la sanità del territorio, per come previsto dall'atto aziendale. Il commissario non si è risparmiato, ha parlato come al solito in un confronto molto chiaro con i suoi interlocutori e ha fatto delle promesse, ha preso degli impegni. Dire che l'area del Pollino si è un po' stancata delle promesse è poca cosa. Dire che i sindaci hanno smesso di presidiare gli uffici dell'ASP di Cosenza è cosa trita e ritrita. Adesso si giocano un'ultima carta a viaggio alla cittadella per denunciare de visu a chi si occupa delle 1000 vertenze della sanità che l'ospedale di Castrovillari non è più quello di un tempo, che molti reparti sono stati smembrati e che gli impegni assunti si sono rivelati una presa in giro. Va da sé che così non si può più andare avanti, che i cittadini pressano i sindaci che a loro volta protestano, ma le cose non migliorano, anzi con il passare dei mesi peggiorano. L'iniziativa di oggi ha pochi precedenti nella storia del regionalismo calabrese. Raramente i primi cittadini in rappresentanza di un'area popolosa della regione hanno dovuto intraprendere il viaggio direzione Catanzaro per esternare tutto il loro disappunto per un sistema sanitario che o non funziona o funziona male. Sono presenti tutte le municipalità, ben 25, ha dimenticato un diritto semplice ma fondamentale, forse il diritto più importante della nostra Costituzione, che è quello alla salute. Abbiamo posto l'attenzione appunto su 2 livelli di rivendicazioni. Il primo è l'emergenza per questo periodo estivo, dove il diritto alle ferie dei dipendenti sanitari porterà addirittura alla chiusura, se non si interviene tempestivamente, di reparti fondamentali per la vita, e dall'altro, subito dopo l'estate, a quelle che possono essere, diciamo, le aspettative dei territori per come le hanno ridotte nell'atto aziendale. 3 ex ospedali, Mormanno, Lungro e San Marco, case della salute, che siano case della salute però con quelle che sono le specialità previste, e un ospedale SPOC, quello di Castrovillari, che abbia tutte le specializzazioni che sono previste nell'atto aziendale, ma che soprattutto abbia 226 posti letto. Non ci si contrappone di fronte alla salute, di fronte al bisogno, per cui mi sono insediato qui, sono disponibile a tutte le soluzioni, sento tutti, la voce del territorio è fondamentale, per cui collaboriamo insieme e facciamo in questa fase di crisi per l'estate, finché non avremo il management nominato e operativo, facciamo che io sto qui e io mi posso sostituire alle decisioni dell'ASP e con mio provvedimento adottiamo le misure. Io più di questo non so che cosa dire. Le parole di Cotticelli, che dicevamo non si è risparmiato, fra le tante cose che ha detto, dice: ci sono cose molto gravi che stiamo accertando e che praticamente hanno fatto della sanità un mammellone da cui succhiare ininterrottamente per anni le risorse. È un succhiare continuo da un fondo senza fine e, ha detto, quel fondo senza fine finirà e quei soldi male amministrati o rubati alla fine li pagano gli utenti. Non c'è solo la Castrovillari, il Pollino, l'Esaro, perché anche i sindaci dell'Alto Ionio si sono riuniti oggi a Trebisacce, hanno chiesto un incontro urgente al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario Cotticelli per affrontare i problemi del settore e avere risposte concrete. Anche qui tanti sindaci, quello Francomundo di Trebisacce, Padrone di Casa, poi Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Francavilla, Nocara, Rocca Imperiale,
Reale, Plataci, Oriolo, Villapiana e i delegati dei comuni di Roseto Capospulico e San Lorenzo Bellizzi. Quindi prossimamente altro incontro per il commissario. E adesso parliamo invece delle note positive che arrivano dall'Annunziata di Cosenza, che inverte il trend sulla chirurgia epatobilio-pancreatica. In ospedale arrivano pazienti anche da fuori provincia e da fuori regione. Vediamo. Dovrebbe essere scontato, forse per questo fa meno notizia la buona sanità, o meglio fatica a trovare spazio in una regione in cui è più facile partire che restare. All'Annunziata di Cosenza negli ultimi 3 anni il Dipartimento di Chirurgia Docimo, la chirurgia epatobilio-pancreatica e trapianti ha invertito il trend, lo dicono i numeri. Il metodo che noi abbiamo scelto è quello della multidisciplinarietà. Dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 noi abbiamo seguito un totale di 166 resezioni epatiche più 38 pazienti sottoposti a chirurgia resettiva per tumore del pancreas. Sono dati di tutto rispetto che ci allineano ai centri più qualificati sia nazionali che anche internazionali. La mobilità attiva, tradotto, vuol dire i pazienti che decidono di curarsi nell'ospedale Bruzio cresce, arrivano da fuori provincia e in alcuni casi da fuori regione. Cominciamo a parlare di una mobilità attiva verso Cosenza, che diventa un centro di riferimento proprio per la patologia del fegato, del pancreas e delle vie biliari. Questo perché? Perché il 26-30% dei nostri pazienti operati in quest'anno e anche nell'anno precedente provenivano dalle altre province calabresi, quindi abbiamo un trend in continuo aumento. Se ne parla poco, eppure succede, incremento che riguarda anche l'attività salvavita, quali i trapianti di rene. I trapianti dipendono dalle donazioni, ancora l'opposizione è alta, ma nonostante questa opposizione sia ancora alta come tasso, intorno al 45-50%, però le osservazioni di morte cerebrale sono state tantissime, sia a Cosenza che a Reggio che a Catanzaro in particolare, quindi ci hanno permesso di fare a tutt'oggi già 12 trapianti, il che significa solo a Cosenza, perché altrettanti sono stati fatti a Reggio, il che significa numeri in aumento, considerando anche il fatto che si tratta di trapianti difficili, perché molti di questi donatori sono i cosiddetti donatori marginali, cioè sono reni difficili che provengono da pazienti complessi, ma che nonostante tutto questo noi riusciamo a trapiantare sui pazienti che ne hanno poi benefici. Per quanto riguarda le liste d'attesa? La lista d'attesa sui trapianti sì, c'è ancora, perché sono circa 130 pazienti in lista d'attesa attualmente in Regione Calabria e quindi più aumentano le donazioni più possiamo essere impattanti sulla lista d'attesa. Adesso la politica, andiamo a Crotone, dove il commissariamento del circolo del PD ha creato davvero una situazione caotica e per molti è l'ennesimo arachidi del partito. Il fatto eclatante è stato la consegna nelle mani del segretario provinciale del PD di Crotone di 300 tessere. I motivi della protesta sono spiegati in una lettera che gli iscritti hanno chiesto di inoltrare al segretario nazionale. Il commissariamento del circolo crotonese ha scatenato il caos, un atto illegittimo secondo Sebi Romeo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, contrario alla linea dettata dal segretario nazionale che ha chiesto di smetterla con le divisioni interne. Non essendoci violazioni statutarie ed essendo richiamate ragioni politiche che non esistono, naturalmente si tratta d'altro. Voglio dire una cosa in più, non si commissaria comunque su ragioni politiche, è degno dei peggiori regimi. Il Partito Democratico deve discutere di tutte le posizioni, legittimamente, e poi deve sforzarsi di trovare una sintesi. Un commissario ha il dovere di lavorare a comporre, anziché alimentare divisioni. Nel mentre i compagni generosamente lavorano nell'interesse di Crotone e del PD, altri tramano nell'ombra per distruggere quello che si è costruito. Qui il PD ha avuto un grande risultato alle elezioni europee, bisognava consegnare loro un encomio, hanno avuto un commissariamento, ma noi abbiamo fiducia in Nicola Zingaretti a che ciò venga immediatamente revocato, perché è chiaro che questo provvedimento non regge, insomma. Anche i consiglieri regionali Mirabello e giudice Andrea hanno aspramente criticato la scelta di procedere al commissariamento del circolo senza aprire dibattiti, discussioni in assenza di forme degenerative che avrebbero potuto giustificare un provvedimento del genere. E adesso le nostre brevi con altre notizie di cronaca, vediamo.
Data alle fiamme l'auto di un ex dirigente del comune di Mandatoriccio, l'uomo, accortosi di quanto stava accadendo, ha dato l'allarme sul luogo dell'incendio. Trovate dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine tracce di liquido infiammabile. L'ex dirigente in passato è stato vittima di episodi analoghi. Un muro di recinzione di proprietà dell'Enel è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Rossano in località Sant'Irene Cutura, nei pressi della centrale termoelettrica. Dai controlli effettuati è emerso che l'opera era stata realizzata in difformità al progetto iniziale. Denunciato il titolare della ditta edile, il direttore dei lavori e il responsabile Enel per violazione alla normativa urbanistica e paesaggistica. Le hanno strappato la catenina d'oro e sono fuggiti a bordo di un'auto. Vittima dello scippo un'anziana. È accaduto a Condofuri nel Reggino. Sul posto carabinieri e polizia stradale. Arrestati i malviventi. Si tratta di 2 cittadini romeni. Un cittadino cinese di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Lamezia Terme. L'uomo, diretto a Londra, era in possesso di un passaporto falso. Deve rispondere dei reati di possesso e fabbricazione di documento d'identità valido per l'espatrio e false attestazioni a pubblico ufficiale. Vietato passeggiare in costume da bagno, scalzo a torso nudo in centro a Tropea, nota località del Vibonese. L'ordinanza del sindaco. A vigilare sarà la polizia locale, previste multe fino a 500 euro. È stato ritrovato senza vita l'anziano scomparso sabato scorso a Donnici, frazione di Cosenza. A ritrovare il corpo una squadra del soccorso alpino e speleologico Calabria, che insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e carabinieri erano impegnati nei giorni dalle attività di ricerca. Il ritrovamento è avvenuto durante una battuta su richiesta della prefettura in un posto impervio nascosto nella fitta vegetazione incontrata a Diodato nel comune di Cosenza. Presentate le manifestazioni estive in programma a Vibo Valentia. Riportare Vibo Marina ai fasti di un tempo ormai troppo lontano attraverso la riscoperta della bellezza dei luoghi, ritrovare entusiasmo e coinvolgere la cittadinanza. Il sindaco Maria Limerdo sceglie di concentrare opportunamente le sue attenzioni sulla frazione marina in questo periodo e convoca una conferenza stampa per illustrare l'offerta estiva, nonostante le casse del comune siano in rosso. Decoro e pulizia innanzitutto per rendere ancora più fruibili spiagge e lungomare che si auspica possano attirare coloro i quali oggi utilizzano il porto solo come punto d'appoggio, senza lasciare ricchezza sul territorio. Da qui l'iniziativa denominata Un mare di musica, serie di concerti che animerà il lungomare a cavallo tra luglio ed agosto, vari generi e diversi gruppi provenienti da tutta la regione. E questo solo un assaggio di quello che si può e si deve fare per il rilancio di Vibo Valentia nella sua interezza, ed in questo la Marina può giocare un ruolo fondamentale in termini di accoglienza e di attrattive, perché a giudizio del sindaco Vibo Marina non ha niente da invidiare a nessuna delle città costiere più belle. Parte l'estate a Vibo Marina e si innesta all'interno di un progetto di sviluppo della città e del territorio, un progetto ovviamente di sviluppo turistico. Questa amministrazione comunale vuole innovare da questo punto di vista e vuole portare su Vibo Marina un turismo di qualità. Animeremo le vie della città con delle piccole band musicali che sono certa coinvolgeranno vaste fasce turistiche e vaste fasce anche della popolazione, musica di ogni genere, sound, jazz, ritmata, bella musica coinvolgente. Vogliamo essere punto di riferimento e di richiamo dell'intero territorio provinciale e vogliamo essere punto di riferimento e di richiamo di quei flussi turistici che sempre di più passano da Vibo Marina ma non si fermano. Adesso il calcio, cominciamo con il calciomercato. Questa volta è il Cosenza a calare l'asso e non è un giocatore di poco conto, perché si tratta di Daniele Sciaudone, 2 anni di contratto, trasferimento a titolo definitivo. Questa è la notizia ufficiale appena battuta, e il Cosenza quindi si assicura un altro pezzo del proprio centrocampo che ha fatto bene nella scorsa stagione.
Daniele Sciaudone, al Cosenza, ormai il traguardo ora come non mai. È vicino, pronto un contratto biennale per il centrocampista, dopo aver sancito l'addio al Novara. Certi obiettivi fanno dei giri immensi e poi ritornano. Caramo Cissé torna nelle mire del Cosenza, senza particolari accelerate da registrare, però nelle ultimissime ore. Il Perugia non demorde per Benali, che resta la priorità assoluta per il centrocampo di Massimo Otto. Il Crotone nicchia e non vuole privarsi di uno dei suoi gioielli. In arrivo finalmente Mustacchio, è arrivata la fumata bianca per l'arrivo dell'esterno alla corte di Stroppa. Dursi al Bari, ci siamo, 1 milione di euro andranno nelle casse del Catanzaro dal Napoli. Il Catanzaro punta Nicastro e lavora sotto traccia anche per Sarao. Il Rende ufficializza Chamberlain. Calciomercato a colpi a sorpresa, la settimana è nel vivo. E a proposito di centrocampo del Cosenza, dal ritiro di San Giovanni in Fiore parla Mirko Bruccini, giocatore che ha siglato il secondo contratto biennale con la maglia rossoblu e assicura di aver il Cosenza nel cuore, la prima scelta, e promette di superare se stesso in quanto a gol nella prossima stagione. Nella giornata decisiva per l'avvicinamento di Daniele Sciaudone al ritiro di San Giovanni in Fiore, un altro centrocampista rossoblu giura fedeltà al Cosenza. Mirko Bruccini, elemento affidabile e determinante per il tecnico Braglia nelle ultime 2 stagioni, si propone di cominciare la terza con un piglio diverso rispetto all'anno scorso, quando acciacchi fisici gli impedirono di svolgere al meglio la preparazione e la prima fase del torneo cadetto. Quest'anno fortunatamente mi sono dato da fare durante l'estate e finalmente sono riuscito a iniziare questo ritiro precampionato con la squadra e penso stia andando bene, dai. La mia priorità era Cosenza, perché rimanere in questa società per me era importante dopo quello che mi ha dato negli ultimi 2 anni, quindi per me è un onore aver firmato un altro contratto e che mi lega al club per altri 2 anni e spero e darò sicuramente il meglio di me stesso. Anche quest'anno, come durante il mercato di gennaio, per Bruccini non sono mancate le richieste da parte di altre società. Il Cosenza però non ha mollato la presa sul calciatore spezzino, abile a giostrare sulla linea mediana e utile anche in zona gol. Sì, rispetto alla stagione precedente, come vedete, sono riuscito a fare 3 gol. Come hai detto te, ho iniziato un po' in sordina, poi anche col mister e con la squadra sono riuscito a integrarmi nel modulo e durante le partite sono riuscito a dimostrare quello che ho fatto vedere nell'anno precedente e niente, è andata bene e spero quest'anno di ripetere quello di buono che ho fatto l'anno scorso. E ora a Catanzaro, sempre per lo sport, un altro però, il kitesurf. In Cittadella è stato presentato l'evento sportivo che si svolgerà a Gizzeria nel prossimo fine settimana. 4 giorni organizzati dall'associazione Circolo Velico Anglus e finanziati con i fondi PAC della Regione Calabria. Dal 25 fino a domenica Gizzeria sarà la capitale del kitesurf internazionale. L'evento sportivo finanziato dalla Regione Calabria con fondi PAC 2014-2020 è uno degli appuntamenti più attesi che richiamano nella nostra regione turisti appassionati da ogni parte del globo. L'ente regionale ha sostenuto sin dal 2014 e l'obiettivo è quello di dare la possibilità di emergere a tanti giovani atleti calabresi con ricadute sul settore turistico ed economico. Noi stiamo insistendo nel sostegno a queste iniziative, così come ad altre iniziative naturalistiche, culturali, perché appunto ormai c'è una stratificazione della domanda turistica che bisogna saper cogliere a 360 gradi e che sta producendo risultati importanti. 100 atleti provenienti da tutto il mondo, 60 dei quali sono presenti a Gizzeria con le loro famiglie e si stanno allenando al Circolo Velico Anglus per questo importante appuntamento. La partnership della Regione Calabria ha reso possibile intercettare una manifestazione di livello mondiale che proietta il territorio nella scena internazionale. Grazie soprattutto alle condizioni che riesce ad esprimere Gizzeria con le sue caratteristiche appunto di vento termico, il mare calmo e anche all'organizzazione della nostra associazione, insieme alla Federazione Italiana Vela riusciamo ogni anno ad ottenere un appuntamento importante che si mette comunque a confronto di
diciamo, località molto più blasonate, come possono essere la Cina, come può essere gli Emirati, l'Oceania, l'America. Adesso il meteo e le previsioni per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Prosegue la fase di tempo stabile garantita dalla presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale. Domani soleggiato su tutta la regione con temperature senza grandi variazioni. Domani Tirreno calmo o poco mosso, Ionio poco mosso o mosso. Venti deboli mediamente dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Edizioni, grazie per la vostra attenzione, ancora arrivederci e buona serata.